emozioni tantissime che ci fanno venire lacrime di gioia. Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, siamo molto contenti e siamo felicissimi per i risultati che hanno ottenuto. Le lacrime di gioia della mamma di Daniela Mogurean, una delle farfalle veneziana d'adozione che insieme alla polesana Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Martina Centofanti e Martina Sant'Andrea ha trionfato a Tokyo con il bronzo nell'all around di ginnastica ritmica, alle spalle di Bulgaria e Russia, regalando all'Italia la 40ª medaglia di questa edizione dei Giochi. Ad accoglierle stasera a Fiumicino saranno le famiglie ormai abituate a fare squadra, si sono trovate insieme a seguire la gara, mentre la sorella Valeria, sua prima fan, ha fatto il tifo da Cittadella. Tutti noi, genitori della squadra, abbiamo messo anima e corpo e tutto il nostro amore per queste ragazze. Gli esordi in Moldavia a soli 4 anni, poi sportivamente la crescita in Veneto tra Mestre e Padova, la scoperta del talento alla Vis Favaro a 7 anni, quando arrivata da Chisinau, dove è nata nel 2001, ha rivelato le sue doti naturali salendo i primi podi, poi l'agonismo a Fabriano e l'approdo a 14 anni all'Ardor Padova per entrare nel 2017 a far parte della squadra nazionale delle farfalle al centro di Desio. Dire splendida è dire poco, buona, solare, instancabile. Non si nasce con la gamba messa qua, ci si arriva per doti naturali, ma con tanto lavoro.